Florina Simion non si era mai allontanata da casa né aveva manifestato la volontà di farlo. Conduceva una vita semplice, lavorava in una scuola, aveva pochi amici. La sua scomparsa da Cazzago di Pianiga il 23 febbraio 2016 non è stata indagata a fondo, sostiene la famiglia, che da 2 anni e mezzo chiede solo di conoscere la verità. Riteniamo che a questo punto sia doveroso, ma lo abbiamo sempre detto, aprire questo fascicolo perlomeno come sequestro di persona e indagare in ottica investigativa proprio per un fatto costituente reato. Mercoledì mattina in procura il pubblico ministero veneziano Massimo Michelozzi ha ascoltato la mamma di Florina e questo fa sperare a sviluppi ulteriori sulla scomparsa della giovane all'epoca dei fatti, appena 25enne. Richiedere, come abbiamo fatto noi, di risentire un po' tutte le persone che gravitavano intorno all'orbita della ragazza e quindi alla comunità, all'associazione culturale alla quale la signora partecipava, la ragazza partecipava, riteniamo sia fondamentale, così come è fondamentale approfondire i contatti telefonici, perché sappiamo che l'ultima telefonata è della sera del giorno della scomparsa e poi non si è saputo più niente. Attraverso il legale, in presenza di un fascicolo per fatto non costituente reato, la famiglia si è mossa autonomamente in questi 2 anni e mezzo per cercare di ricostruire le ultime ore di Florina a Cazzago di Pianiga. Florina il giorno prima della scomparsa aveva ritirato 250 euro al bancomat, ma il giorno dopo ha fatto un acquisto di pochi euro pagandoli comunque con la carta di credito e quindi io penso che questo possa far sospettare che quei soldi li dovesse dare o li abbia dati a qualcuno nel frattempo. Quello che però vorremmo sottolineare è la necessità che si cominci anche a cercarla questa ragazza, perché di fatto dopo 2 giorni, 3 giorni da quando la ragazza è scomparsa si è fermata tutta la macchina delle ricerche. Un errore non avere proseguito le ricerche, dice l'avvocato Tigani. Deve essere indagata anche la peggiore delle ipotesi, anche se la vorremmo immaginare in salute in qualche isola sperduta. Purtroppo così non è. Una ragazza malata che prendeva dei farmaci, che non poteva allontanarsi da casa, non era mai stata da sola in vita sua. Di conseguenza, facendo 1 più 1, credo che solo 2 possa venire fuori. Voi avete dei sospetti, evidentemente. Noi abbiamo qualche sospetto, però lo terremo per noi in questo momento. Sì, nel senso che certo che è qualcuno che gravitava intorno alla ragazza, poco ma sicuro, perché lei quel giro aveva. Tutto può essere successo, ma l'ipotesi più probabile è che qualcuno che le fosse vicino ne abbia fatto qualcosa.